Io ero presente durante il momento dell'irruzione, che è stato alle 5 del mattino, e quello che è successo è che noi stavamo dormendo, quindi sono entrati nelle stanze e quello che hanno fatto è letteralmente lanciarsi sul letto per sequestrarci i telefoni, perché il tempo che noi ci siamo alzati e alzate abbiamo preso il cellulare e il tempo che ce l'avevamo in mano non ce l'avevamo più. Abbiamo chiesto più volte se fossimo in stato di fermo, se c'era un mandato tra l'altro anche di sgombero, in maniera tale da capire meglio, e non solo, quando ce ne ha sequestrati i telefoni abbiamo chiesto: noi abbiamo diritto ad un avvocato e dobbiamo chiamare un avvocato, e loro ci hanno detto che lo potevamo fare più tardi, quindi noi siamo stati letteralmente costretti a fare un gesto estremo, cioè io mi sono letteralmente catapultata, messa in un balcone e urlato ai vicini e alle vicine che ci avevano sequestrato senza cellulari e di chiamare gli avvocati, e sono stati vicini a chiamare gli avvocati, non noi, e a chiamare tutto il resto della città. Questo è stato l'atteggiamento della polizia, oltre a diciamo, lo schieramento di forze dell'ordine ingente. Parliamo di 7 camionette disposte nelle vie adiacenti lungo tutto il palazzo e all'incirca 50 agenti schierati per questa operazione che noi definiamo addirittura militare. È un'operazione violenta perché innanzitutto ti privano di un diritto fondamentale, quello di comunicare anche solo con un avvocato, che è base del diritto umano, e poi anche perché più volte è capitato di avere loro che appunto provavano a spintonarti, loro che provavano a, ad esempio quando io sono andata nel balcone per chiamare i vicini, in 7 agenti hanno provato a tirarmi proprio dentro la struttura perché non volevano che avessimo contatti con l'esterno. Tra l'altro uno della polizia ha pure letteralmente spaccato un vetro pur di tirarmi, e questo lo racconta anche la nostra pelle, perché comunque ovviamente anche a distanza di tempo siamo pieni di lividi e di tutta una serie di cose, proprio perché loro hanno avuto un atteggiamento sicuramente non pacifico.